Scoperti bidelli con diploma falso o irregolare, tutti licenziati, falsi bidelli, tutti napoletani lavoravano nelle scuole tra Dolo, Riviera del Brenta, Murano e il Lido. Il dramma di Manuel Bortuzzo con le prime parole pubbliche del 19enne dopo la sparatoria di sabato. Grazie a tutti, tornerò più forte di prima, dice in un audiomessaggio dall'ospedale. Liti violenti in famiglia, a Mestre un 53enne punta il coltello contro la madre per i soldi della droga. A Venezia un uomo finisce in ospedale con tagli dopo la lite con la fidanzata. Botta e risposta a distanza tra il ministro Centinaio e il sindaco di Venezia Brugnaro sulla tassa di sbarco. Rispondiamo solo ai veneziani, replica il primo cittadino. Pensioni e quota 100 a rischio avvocati, giornalisti e agenti di commercio se non si provvede ad una riforma dell'ordine, a dirlo il presidente degli enti previdenziali privati. Decine di nuovi progetti sono stati autorizzati sull'isola di Sant'Erasmo. L'amministrazione comunale elimina i vincoli che rendevano difficoltoso lo sviluppo economico. Rilanciare e far conoscere le aziende del centro storico di Venezia con dei tour per turisti e residenti che mettano in rete le botteghe artigiane del vetro e della tradizione lagunare. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In apertura dunque il caso di bidelli con diploma falso o irregolare che sono stati licenziati. La scoperta è stata di un dirigente di Venezia. I falsi bidelli, tutti napoletani, lavoravano nelle scuole tra Dolo, il Lido e la Riviera del Brenta e Murano, ma il caso a quanto pare è destinato ad allargarsi ulteriormente. Licenziati seduta stante i falsi bidelli scoperti nel veneziano perché in possesso di titoli o diplomi non riconosciuti. Tutti i falsi bidelli sono provenienti dalla Campania, da Napoli per la precisione. Principalmente abbiamo riscontrato che queste persone che vengono qui e dicono di essere tutte regolari provengono proprio da quella regione. Allora io alla collega ho scritto che l'ufficio scolastico regionale del Veneto da tempo ha messo in campo anche un'azione di ispezione, di verifica di titoli, e se ci sono delle scuole che regalano i titoli, queste devono essere bloccate dalla regione stessa. I due licenziati lavoravano all'Istituto Comprensivo Ongaro del Lido di Venezia, 3 al momento i casi segnalati a Murano invece, diversi altri nelle scuole di Dolo e della Riviera del Brenta, che proprio in queste ore stanno ricevendo un provvedimento disciplinare che porterà alla risoluzione del loro contratto. E quindi, siccome sono entrati non in ruolo da graduatorie nazionali ma legate alle graduatorie dei singoli istituti, le scuole si stanno attivando e noi come regione, insieme all'ufficio scolastico regionale che è il Ministero sul territorio, stiamo monitorando la situazione. Com'è emerso questo sottobosco? Perché è chiaro che una persona magari che ha lavorato in Veneto nelle nostre scuole si è vista magari sopravanzare, scavalcare da qualcuno e ha chiesto ragione di punteggi, ha chiesto ragione di titoli e lì scavando, verificando abbiamo scoperto che il quadro è ben diverso da quello regolare. Caso che ora dopo ora, a detta dell'assessore regionale di reparto, sembra essere destinato ad allargarsi e ad assumere proporzioni sempre maggiori e non si esclude anche di possibile matrice criminale. E stiamo raccogliendo dei dati che presenteremo perché hanno dei tratti anche significativi di una diffusione di questo malcostume, perché si tratta alle volte di dichiarazioni fallaci, mendaci, alle volte di titoli che non sono corretti, alle volte di scuole che, come ho detto già alla collega della regione Campania, vanno verificate. E adesso il dramma di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore veneto rimasto ferito a Roma. Arriva in un audio messaggio, arrivano le sue prime parole pubbliche dopo la sparatoria di sabato, la diagnosi della paralisi e l'arresto dei suoi aggressori. Sono parole di speranza registrate dal presidente della Federnuoto Paolo Barelli in visita all'ospedale San Camillo dove il ragazzo è ricoverato. Sentiamo allora queste parole. Come potete sentire dalla voce, sto bene, non mi aspettavo tutta questa calorosità da parte vostra, veramente mi avete fatto emozionare tutti. Se potessi vi abbraccerei uno a uno tutti quanti. Io vado avanti qua adesso per la mia strada e vedrete che torno più forte di prima e a presto.
presto ragazzi, tutti quanti, grazie, un abbraccio. Sul fronte delle indagini restano in carcere i 2 ventenni fermati per aver sparato a Manuel, dure le parole del GIP, e oggi a sorpresa visita in ospedale del ministro Salvini. Hanno sparato per uccidere e quando hanno capito di essere in trappola hanno ideato un piano per evitare l'accusa peggiore. Individui brutali il cui comportamento dimostra come, nonostante le dichiarazioni di disperazione di queste ore, non si erano affatto pentiti al momento di costituirsi in questura per gli spari che hanno fatto piombare Manuel Bortuzzo nell'incubo della paralisi. Per Costantino De Robbio, il giudice delle indagini preliminari che ha convalidato il fermo facendoli restare a Regina Coeli con l'accusa di tentato omicidio premeditato, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano hanno sparato quel sabato sera con un solo scopo: togliere di mezzo il loro bersaglio. Nell'interrogatorio i 2 giovani di Acilia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere perché, ha detto il loro legale, quello che avevano da dire l'hanno detto in questura. A parlare allora è l'ordinanza di custodia cautelare, con frasi inequivocabili. Il tentato omicidio appare inconfutabile, scrive il GIP, essendo stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco verso le parti vitali della vittima, con evidente tentativo di ucciderla e non di ferirla. Gravemente lacunosa, continua il giudice, appare la ricostruzione del movente. Sembra evidente che i 2, una volta appreso dagli organi di stampa del ritrovamento dell'arma con le impronte del Marinelli, abbiano deciso di costituirsi provando a circoscrivere la responsabilità al solo sparatore, senza riuscire a fornire però una ricostruzione dei fatti minimamente convincente. Ma non è finita. Per il giudice appare assoluta la pericolosità dei 2 indagati che, dopo aver programmato un omicidio non riuscito per cause indipendenti dalla loro volontà, hanno poi ideato un piano tendente a garantire almeno parzialmente la loro impunità, dimostrando la tendenza al delitto e l'assoluta mancanza di resipiscenza, insomma nessun ravvedimento. È altamente probabile, infine, scrive il GIP, il rischio di reiterazione perché denota l'assoluta mancanza di controllo e l'estrema pericolosità degli indagati, che non hanno esitato a programmare un omicidio brutale senza apparente motivo, per poi allontanarsi ridendo. Intanto la rabbia aumenta di pari passo con la solidarietà e la vicinanza a Manuel. Ieri a visitare i nuotatori in ospedale è Max Rosolino. Oggi, a sorpresa, è passato al San Camillo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Una visita privata a Trapela dal Viminale, fatta assieme al presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. Il ragazzo è tosto, deve reagire, ha detto Salvini, che ha annunciato come domani, in Veneto, assieme a Di Maio, per incontrare i risparmiatori delle ex banche popolari a Vicenza, vorrebbe visitare la famiglia di Manuel a Morgano. Una famiglia che guarda già avanti. Stiamo cercando con la federazione un centro di riabilitazione che potrebbe essere Santa Lucia qui a Roma, che ci vuole accogliere. Adesso sono da capire, insomma, dobbiamo vedere le carte per capire l'entità del danno, insomma, no? Sì, non è facile, sai, dico da papà, non è facile iniziare a ragionare in questa forma qua, però d'altronde se non c'era era peggio, insomma, no? Quindi avanti. In tanti stanno mandando messaggi di speranza a Morgano domani sera, anche con la preghiera. Di miracoli li aspettiamo tutti, perché il ragazzo è giovane, quindi però la preghiera secondo me sta bene a tutti quanti. Continuiamo con la cronaca, con 2 distinti, gravi episodi di violenza in famiglia accaduti a Venezia e a Mestre. Liti violente in famiglia, con il caso più grave accaduto ieri in pieno centro a Mestre, dove un 53enne ha minacciato di morte la povera mamma con un coltello per avere i soldi necessari per la droga. Fatto più che triste, a dir poco deplorevole e spregevole, per il quale il figlio snaturato è stato rinchiuso in carcere. Già in precedenza accusato di rapine ai danni della mamma, non era la prima volta che la minacciava di morte, sempre per lo stesso motivo, per il quale era già stato condannato a scontare una precedente pena e per questo finito in carcere, a dispetto dell'ammonimento del questore che lo invitava a non molestare più la già provata mamma. Carabinieri che sempre ieri sono intervenuti anche a Venezia in un appartamento del Sestiere di Canareggio per sedare una violenta lite tra una coppia di veneziani, 33 anni lei, 46 lui, legati tra loro anche da un rapporto di convivenza. L'alterco scoppiato sembra per il rifiuto della ragazza di far entrare il compagno in casa, quindi dagli insulti sono passate le vie di fatto. Alla fine, ad avere la peggio tra i 2 è stato soprattutto l'uomo, che ha riportato ferite da taglio multiple su varie parti del corpo, presumibilmente procurate da un pezzo di vetro di una bottiglia o da una scheggia di un quadro rotti, oltre alla frattura del quinto metacarpo della mano destra. La prognosi per lui è di 30 giorni.
Rispondo solo ai veneziani. Il sindaco Brugnaro manifesta così la sua irritazione per l'intervento del ministro all'agricoltura contro la tassa di sbarco. Poi corregge il tiro, non cerco polemiche con un governo che si è sempre mostrato disponibile. Non voglio fare polemica con nessuno, ma come sindaco rispondo ai veneziani e non al Ministero dell'Agricoltura. Così Luigi Brugnaro replica al ministro leghista Gianmarco Centinaio, autore di un durissimo intervento contro la tassa di sbarco a Venezia. Noi rispondiamo ai cittadini veneziani, insomma. Degli altri ci faremo una ragione o comunque spiegheremo con più calma le motivazioni. Sicuramente forse in tutti questi anni non è passato ancora bene il messaggio che vivere e gestire una città come Venezia è molto costoso, però noi siamo persone pazienti e molto anche educate. Spiegheremo meglio, faremo vedere, sono convinto che possiamo coi numeri, con la realtà, convincere chiunque. Le parole di Centinaio non sono comunque quelle del governo, argomenta il sindaco, che anzi ci ha sempre mostrato la massima disponibilità, inserendo nella finanziaria la possibilità per il comune di ricorrere a questo intervento. Se poi qualcuno non ha capito, sarà nostro compito spiegarci meglio. Non ho nessuna intenzione di polemizzare con il governo, assolutamente, anche perché ho trovato veramente molta anche disponibilità in molti casi. Dove ci sono provvedimenti che non ci piacciono, diciamo, quelli che facciamo noi, siamo autorizzati, difendiamo i nostri provvedimenti, però da me non avrà mai parole di polemiche sterili che non servono a poco. Sono dichiarazioni, probabilmente sono anche sensazioni che possono essere anche modificate. Meno diplomatico Brugnaro nei confronti del ministro dei trasporti Danilo Toninelli, dal quale si attende ancora una decisione sul tema delle grandi navi da crociera. L'ultimo colloquio tra i due, raccontato dal sindaco di Venezia ai cittadini di Sant'Erasmo riuniti in assemblea, non è stato esattamente idilliaco. Sai la risposta? Va bene il sindaco, come se avessi capito. Vado a Roma. Penso a tre soluzioni, come se guardi fossimo ignoranti totali, penso a tre soluzioni, torno e ti dico, risposte zero, tu non so dirle cosa si pensa, però sei un po' grave dire ai cittadini non so si pensa di fatti nostri, dobbiamo aspettare che sto genio che venga in mente cosa fare, questo è il dato di fatto e non mi fa niente di buono a vederla, così a sentirla, vedremo il futuro. E adesso il tema delle pensioni con quota 100 e il rischio a cui potrebbero andare incontro alcune categorie se non si provvede ad effettuare un cambio di rotta. Le casse dei professionisti hanno un proprio bilancio autonomo, non possono ricevere risorse pubbliche dallo Stato e pertanto devono fare i conti tra ingressi, nuovi iscritti, nuovi professionisti e uscite autonomamente, quindi devono anche bilanciare le eventuali uscite anticipate con nuove entrate. Chi parla è il presidente dell'Associazione degli enti di previdenza di tutti i liberi professionisti presenti in Italia. Da Venezia descrive una situazione decisamente poco rosea per chi decidesse di andare in pensione con quota 100 di seguito alle categorie per così dire meno favorite in questo particolare periodo storico. In questo momento ci sono alcune che chiaramente sono state sorprese dal cambiamento, il commercio piuttosto che alcune tecniche, piuttosto che anche il settore legale perché c'è un eccesso di offerta sulla domanda, così anche appunto il tema dei media, dell'informazione, gli addetti all'informazione. Vero è che se la pensione viene di fatto garantita a tutti in base ai contributi versati, il trend risulta però essere a rischio se non vi è il contraltare dei nuovi ingressi, cioè di nuovi assunti che provvedono a versare a loro volta i contributi previdenziali. Caso ad esempio che riguarda anche noi giornalisti. Se il mondo del lavoro legato all'informazione si è trasformato e si è ampliato ed è cresciuto fuori dall'ordine dei giornalisti come social media manager o altre figure che si occupano appunto di informazione in maniera indiretta, dobbiamo intercettare quelle nuove professioni, quelle che oggi sono iscritte all'INPS o non iscritte o sono in nero. Dobbiamo fare in modo che chiaramente i perimetri disegnati 60 anni fa, 70 anni fa, che disegnavano ordini, casse, no? Che vengano aggiornati. Adesso qualche istante di pubblicità e poi altre notizie dal veneziano, tra poco. Rieccoci in onda per parlare dei nuovi progetti che sono stati autorizzati sull'isola di Sant'Erasmo. L'amministrazione comunale infatti ha eliminato i vincoli che rendevano difficoltoso lo sviluppo economico.
Sant'Erasmo proprio comincia un provvedimento che dà giustizia al modo di vivere oggi in questi territori, dove da molti anni anche qui si registrano degli abbandoni, una diminuzione di nascite, giovani che vanno a lavorare verso altre mete. Per cercare di frenare l'esodo dall'isola, che conta oggi circa 700 abitanti, l'amministrazione comunale ha varato un provvedimento ad hoc. La variante al piano degli interventi dedicata a Sant'Erasmo elimina una serie di prescrizioni accumulatesi nei decenni che toglievano la possibilità ai residenti di ampliare le proprie case e attività commerciali. Nella delibera approvata dalla Giunta si prendono in considerazione le proposte arrivate dagli abitanti e finora frenate dalla burocrazia. Tra queste una struttura per valorizzare e far conoscere i prodotti locali, un campeggio all'aperto e un museo dedicato all'agricoltura che vanta nell'isola una lunghissima tradizione. 3 chioschi commerciali nasceranno di fronte agli imbarcaderi nell'area della chiesa, della Torre Massimiliana e di Punta Vela. La cosa importante che ci ha portato a far riflettere è proprio la vitalità di quest'isola come di altre, di persone che invece vogliono consolidare la loro presenza proprio chiedendo all'amministrazione aiuto e addirittura proponendo anche delle soluzioni. Visto che c'è voglia di vivere, c'è vitalità, ci sono risorse, ci sono progetti, questa amministrazione sicuramente non può mettersi contro. Una notizia di cronaca con la stretta dei carabinieri di Chioggia Sottomarina su pesca e commercializzazione illegale di prodotti ittici. La scorsa notte i militari dell'Arma hanno sorpreso 3 furgoni carichi di seppie, polpi, cozze, naselli, capesante, seppie e sogliole, tutti sprovvisti di etichettatura e documentazione fiscale attestante la tracciabilità di filiera. I controlli sono stati effettuati all'uscita del mercato ittico di Chioggia. Tutti prodotti irregolari, circa 2 quintali di merce per un valore commerciale di circa 2.300 euro, sono stati sequestrati e smaltiti. Ai conducenti dei mezzi invece sono state comminate multe per 4.500 euro. Cambiamo argomento, nei prossimi giorni continuerà a splendere il sole, a parte domenica pomeriggio. Allora sentiamo il nostro esperto, il generale Giancarlo Iannicelli. Un febbraio tutto sommato mite, con il sole che continuerà a scaldare le giornate. Insiste ancora su di noi un ampio anticiclone di origine atlantico, ma per domenica faranno capolino, nuvole e forse qualche pioggia. Prevediamo per domani su tutte le nostre zone cielo in prevalenza sereno, una velatura del cielo durante le prime ore del mattino, ma nulla di più. Per domenica ancora un cielo poco nuvoloso, una velatura che si attenua velocemente, poi nella seconda parte, a iniziare del pomeriggio, ecco gli effetti del sistema perturbato che scorrerà veloce, diciamolo subito, quindi provocherà degli annuvolamenti, dicevamo qualche precipitazione che localmente potrà essere anche di una certa consistenza. Le temperature durante il giorno potranno superare anche i 10 gradi. Le temperature sono le minime sotto zero naturalmente, ma non di molto, le massime superano anche i 10 gradi quando il cielo diventa sereno. I venti sono deboli, con tendenza a provenire dai quadranti occidentali, l'Alto Adriatico è previsto da poco mosso a localmente mosso. E adesso un progetto per rilanciare e far conoscere le aziende del centro storico di Venezia con dei tour esperienziali che mettano in rete molte botteghe artigiane, a cominciare da quelle del vetro, delle maschere e della tradizione lagunare con gli squeri dove le gondole prendono vita. È un passeggiare per Venezia assaporandone i luoghi e i saperi che da sempre la rendono unica e incantevole. È un autentico diletto vedere come nello squero la sapienza del maestro Dascia nella sua attesa continua a plasmare le imbarcazioni a remi tipiche della città, una su tutte la famosissima gondola. E ancora l'antica arte delle maschere in cartapesta, vero simbolo del Carnevale di Venezia, che con pizzi, piume e perle ci attende con il suo vasto e ricco programma di feste e opere a tema. Sono soltanto alcuni degli interessanti e suggestivi percorsi da intraprendere per conoscere una Venezia diversa, nuova, ma sempre seducente, e quella dei suoi artigiani del centro storico. Sono stati identificati 4 ambiti, quello dell'arte, quello della gondola, della maschera e quello del vetro, e all'interno di questo sono state coinvolte 40 aziende artigiane. Quindi c'è una valorizzazione sia delle aziende storiche e che hanno un valore come arte artigiana, ma anche con delle realtà innovative. Venice Original, Venezia originale, questo è il nome del progetto rivolto non soltanto a turisti curiosi, ma anche agli stessi residenti, perché si sa, quando una cosa la si avvicina, non sempre la si conosce.
quindi noi che abbiamo questo petrolio dobbiamo saperlo valorizzare e mantenendo anche, dando un valore anche di visibilità a queste realtà. Nei primi 3 percorsi si evidenziano gli antichi mestieri della tradizione con le varie tecniche di lavorazione dei manufatti. Il quarto invece è legato a quella specifica zona chiamata del chilometro dell'arte e si trova cioè tra la punta della dogana e l'accademia. Come target ci sono i millennials, cioè questi giovani che hanno una capacità di spesa soprattutto nei paesi ormai emersi più che emergenti nell'area della Cina, del contesto asiatico, ma anche i paesi del Sud America o dell'area insomma medio orientale, hanno una disponibilità economica, vogliono provare un'esperienza, cioè a loro interessa avvicinarsi a questo mondo che per loro è fantastico come quello dell'artigianato. Torneremo a parlare del dramma di Manuel Bortuzzo, il giovane ferito a Roma questa sera nel corso di 20 e 10. In studio Daniele Rossirolla, sindaco di Morgano, paese in cui vive la famiglia Bortuzzo, e Bernardo Bernardini, presidente Triathlon Treviso, che perse l'uso delle gambe precipitando con un ultraleggero e che oggi appunto corre nelle gare di triathlon. Il suo caso è un messaggio di speranza per Manuel. Da Venezia è davvero tutto, come sempre vi lascio le previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi e augurarvi una buona serata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Qualche nube in più dal pomeriggio, ma senza conseguenze. Temperature minime comprese tra i -1 e 2 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 10 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno o con pochi nubi a carattere sparso. Non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra 0 e 1 grado, massime oscillanti tra i 9 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime oscillanti tra i -3 gradi, massime comprese tra gli 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.